Formula Imola e Lamborghini a braccetto dal 2017. L'accordo quadro è stato presentato alla stampa presso l'Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari di Imola. E con me il presidente della Lamborghini, amministratore delegato Stefano Domenicali. I contenuti di questo accordo? Ma i contenuti sono molto semplici: il rafforzamento di una collaborazione già esistente che ci porta come Lamborghini ad essere più presenti in questa struttura per le attività del futuro, non solo legate all'attività motoristica della piattaforma, ripeto, del motorsport, ma anche per attività legate allo sviluppo vetture, alla presentazione modelli e alle attività di scuole guide, per così dire, particolare per i nostri clienti. Quindi credo che sia un legame su un territorio come il nostro molto attivo sotto questo profilo, e credo che sia un coronamento giusto per quello che, per quanto ci riguarda, può rappresentare la collaborazione con una struttura così importante come l'Autodromo di Imola nel consolidamento e nella crescita della nostra azienda. Un rapporto che già da tempo avevamo con la Casa di Sant'Agata, ma che da quest'altro anno si farà molto più importante, molto più stretto, sia sul lato sportivo che sul lato industriale. Lamborghini ci ha scelto come pista di prova per le proprie automobili e lo sviluppo del prodotto, e come sede di un avvenimento assolutamente molto importante e molto prestigioso come la finale Lamborghini. Quindi siamo veramente molto contenti.